Grazie Daniele. La Proloco da qualche anno sta portando avanti un discorso sulla lingua sarda. Questo discorso mi ha dato innanzi all'amministrazione comunale. Come abbiamo già in nostro di che è insediato, che è sul Consiglio Comunale, perché c'è da fare, l'amministrazione comunale ha portato innanzi una politica linguistica seria. Una politica linguistica seria, poiché riteniamo che il sardo sia l'elemento di fondamento dell'identità nostra e dunque elemento culturale assolutamente fondamentale, importante. Sapretto la necessità di votare innanzi questa politica è determinata, occasionata, dess'accattauso, che la lingua nostra, che non fa uso che lingua cosa in noi e no crasi, che già essendo pudrato, la lingua nostra sa da morri. Sa da morri, poi non c'è una trasmissione generazionale tra babbo e figlio, o meglio si usa in capas di mamma e figlio, io che appunto in mamma ancora chiedenti per uso dei babbi su queste responsabilità di questa trasmissione di questa lingua. Noi riusciamo poi che sono arrivato a questo punto, Sannege come non perdo occasioni di NAI, determinato riusciamo della politica di negazione, di denega delle identità culturali nostre, riusciamo che sul luogo di simparo, antonomasia, sul luogo che passa questa cultura che conta, questa cultura dei sardi non esiste di storia, non esiste lingua, non esiste cultura, non esiste letteratura. Quell'incono, che evidentemente si stima a pago, ha deciso che i sardi non producono nulla degno di entrare in scuola. Un popolo che non produce nulla degno di entrare in scuola non vale nulla. Dunque a noi, a figli nostri, ogni dia scuola, vanno trasmettendosi questo sentito. Questo è a voler che si fessi chiaro. La vaga questo va dando un meta, culturalmente, politicamente e economicamente. Io credo che i politici che hanno questa responsabilità devono fare con qualcosa, ma io credo comunque che tutti devono fare questa parte in soro. È chiaro, all'UNAI potrà questa scuola che questa responsabilità non è di questa classe docenti, intendevo si da non c'è mica uso me docenti, insegnanti, maestri, assovate che si devono adeguare con questi programmi ministeriali, e dunque Sannege non è questo sensore, Sannege dei programmi appunto abbettioso che si impone a Marolla, botta a programmi all'EONS al suo territorio nostro, basta avere il libro di scuola, e sul resto riuscite a sapere se fare il libro o no. I sardi a canto barre non fanno buono, ma che scrive il libro di scuola. E questo si deve fare a renegare in meta. Poi questo è traballo puro. E io riuscito che il nostro, perché il traballo ci si diventa minesce, come i satri, che non sia un figlio di uso minore, ma non hai figlio di altra cosa, insomma. Tocca si renegare in meta questa cosa. Sta regione Sicilia, ricordo che in questo mese ha licenziato a lei, che prevede di entrare in scuola, in su curriculari, storia, lingua e letteratura siciliana. Nosu, e te stiamo sapendo? In sarda, noi in sarda lo vedevo su chi volevo, come sto facendo noi. Poi passare su queste Murriavi, sicuramente con Santa Maria Acqua, sul logo della memoria, sul logo del logo che poi sardareso su tenti per uso su coro. Chi deve essere in mia, un po' che è pesato, il mese è muro antico, prima del mistero del suo castello. Poi, in un convegno, vi si accostuma a fare dai scetti in italiano, poi la prima volta, capita, c'è uno che vuole danzare. A Moscardia è un studioso di lingua e letteratura sarda, grande esperto di lingua, scrittori, fa i corsi su me di lingua e sicuramente sarei speroso impegnato, fatteriato in questa questione di questa lingua. Dunque, io voglio che questo che poi parli una cosa fuori del suo comune, una cosa strambecca, strana, che non doveva essere poi strano, stanno fuori dai la lingua nostra, non nostra, e non assombrarsi. E dunque, la mia pratica, i miei altri, i miei adori che si che la sua che le sia questione convegnos,
i paricciadori, si scrive un quadrante, i organizzatori di questo convegno e senti convidato qualcuno a fuori in sardo. O meglio ancora adesso che si dobbiamo tesere qualcuno a fuori in sardo. Poi tornare a questa e questa normalità. Da poco a poco è arrivato al dottor Moscardia che fa questa relata in sardo. Buon pomeriggio a tutti, grazie a chi ne ha apparicciato, mai boffio in noi questo pomeriggio. Grazie a Paolo per l'apprezzo che mi ha fatto. Insomma, spero che mi nasce manco sammettati adesso che hanno già e adesso in mera. E poi, devo non so usare da reso, ma questo in DDO conta a pago. In DDO conta, insomma, che si viene chiesto, si conosce a pari come è stato, come gente che tiene introdotto sul proprio interesse e sul proprio profetto di fare su che sreveri. E poi mi ha spantato su che ho imparato di questo luogo che dice a Vaga Nuda. In Campitano e mezzo sopruso che ha potuto ballare, sopruso faccia pizzo e sarrenti, e noi non attento occasioni mai. E insomma, pubblico che mancai Paolo si è patto in su che andavo in moi, a volte sono vago scorao, si fendono tra ballo umano e si fende tu bene. E chi d'ogni vita fessi raici come ti ha posato su Sardegna gli avresti detto un'altra cosa e mi avresti detto su mera prosennantisi di come ti Zeus. Ma comunque se noi accabeoso is questioni entrauso a noi a comprire questo quadro del suo mesuevo che si offende. In italiano una frase anara era se i muri potessero parlare. Noi ci ascoltavo gli archeologi e funtisteti buona zamera a si contai tutto si cante scrivetto proprio dei muri. I muri a essi bonus a ascoltare che stiano ante tutto. Non è che i muri non possono parlare. I muri parlano che noi teniamo interesse a biri, a scoprire su che si vuole ti contai. Ma come ti fanno di Paolo, un'altra maniera per conoscere questa storia nostra e dunque si fa un'idea di che volevo andare, che non c'è di noi beneuso, manco volevo pensare di andare a calare con un luogo. E un'altra maniera finalmente è su questa lingua. Su questa lingua poeta. Questa lingua all'ogara, a Marolla, impari a sfuedusu, all'ogara finza i scontusu. All'ogara tutto su che un popolo ha fatto. Questa lingua di oggi è il risultato di 2000 anni di storia di Sardegna e dunque se noi studiando questa lingua di una maniera scientifica, noi riesciamo a comprendere tutto ciò che si scrive. E dunque, fende questo viaggio a in suo tempo, come già io cominciavo a fare. Questo mondo di 700 anni a oggi, come ti vive questa gente? I sardaresi mi hanno fatto di comprendere, fiantagodos del subrugo, del borgo, magari non di sabida a che posta in noi. Ma i tanaranta, come ti questionanta? Esatto, che è sicuro in tempo su di oggi, poi a che si l'ompio in noi, studiendi, è che questionanta una qualità di desatro bastantemente assimilanti a sa di oggi. A questo tempo su già su sadro stanai fi apprazio in due qualità.